Eccoci qua, salutiamo il nostro pubblico veramente numeroso. Oggi qui avremo almeno qualcosa come 800 ospiti. Ma quando mai? Ma come mai? Allora c'è la signora Pupillo. Ma non ci sono. La signora Saluta, la signora Conti, c'è Patrizia, c'è Giada. Loro ci sono veramente. Lo capisti? Ci sono, vero. Patrizia e Giada, Giada e Patrizia che si mischiano e non si capisce più chi è Giada e chi è Patrizia. Dai, basta, iniziamo. Scusate. Che devi fare? Devi salutare le telecamere? No, Saluto basta, non te la lo permetto. camera di Dai. Desiree. Fai un saluto generale a tutte le Saluto camere. la mia camera. Non se ne può, Saluto ragazzi. la camera centrale e perché non sposto? La centralina, mi levo, mi tolgo, La è una cosa tra di centralina noi. avvicinita. E che c'è, papà? Come stai? Hai finito? Me lo chiede sempre, Possiamo me lo chiede iniziare? sempre, Che dici? Allora, questa sarà una puntata, un nome napoletano tipico qual è? E che ne so, Pasquale. Pasquale! Mi è venuto, Pasquale! Ho capito subito, il nome è Pasquale! Facciamo una puntata Pasquale! È un caso, lo sai, no? Non era mai successo un colpo di intelligenza così, mai. La smetti, Come scemo. smetti, dai. Allora, Pasquale, facciamo questa quindi puntata. tipica puntata Pasquale, bellissimo. Sì, mettiti più vicina, così i primi piani li fanno papazzi, veramente. Allora, facciamo questa puntata pasquale. Diciamo delle ricette pasquali quali potrebbero essere. È l'uovo di Pasqua, No, ma noi non lo facciamo l'uovo di Pasqua. la colomba di Pasqua. La colomba di Pasqua, il fenicottero di Pasqua, la balena Cosa pasquale. c'è poi di Pasqua? L'agnello! Ah, L'agnello vero. pasquale. L'agnello. Poi ci trasferiamo in Campania e facciamo o casatiello. Ah. Dillo, o casatiello. Dillo. Ti faccio vedere la napoletano. scemo. Dillo, ti faccio vedere, dillo. Ma tutto il tempo? Sì, dillo. Dillo. Un casatiello. Giusto? Casatiello. No, va bene. Casatiello, casatiello, Così Fantastico. rimane. Cioè, la faccio incretinire. Hai veramente. finito, basta. Guarda, mi ha fatto venire il mal di testa. Cominciamo L'agnello. prima di tutto a preparare l'agnello, che la preparazione è più lunga. Ma questo che pezzo Prendiamo è di questo è il agnello? carré di agnello. E il che cos'è? carré. Che parte è? Il carré quadrato, sarebbe la parte della costa. Ah, ok. Lo andiamo a pulire, scusi, grazie. Prendiamo questo coltello che si chiama disossatore. Disossatore. Andiamo a pulire un attimino di eccedenze di grasso che magari le togliamo, così. Quindi Poi facciamo così. un carré di agnello. Un carré di agnello. Ho va. sentito da qualche parte il carré di agnello. Certo, ok. Chiudiamo il carré Allora. così, prendiamo dello spag Lo spago. e lo mettiamo in questo modo, così, e chiudiamo. Ok, poi lo mettiamo, ti ricordi come si faceva? Quella cosa 1, tipo 2, marinara, quel nodo là. 3 e 4, così. Quindi 1, 2, 2, 3. 3, 4 e Così. così. E ti resti di questo. Dai, fai i numeri che la gente da 1, casa 2, viene 3. meglio. 1, 2, 3 E 4, così. e così. Diamo un taglio alla cinese, sai com'è? Dai. Così. Oh, bella! Un taglio cinese. Poi uno dice, ma è cretino chi? Sì, è cretino vero, ragazzi, non è che lo fa. Non è proprio- fatto apposta, No, no, è proprio proprio così. sono proprio cretino Proprio così. così. A Quindi, questo punto, a sai questo che punto. facciamo? Prendiamo la teglia, Sì, questa, guarda che bella, bella molto. e andiamo a mettere questo, Il carré, il carré, la cipollè, La che cipollè. guarda come la metto, interè, così, lo così, vedi? tutta intera. Poi la Il rosmarinè. Rosmarin, cosa? Cosa? È vero che questo non si mette perché è amaro? No, e ci dà marogna. La salvia, Sì. adesso, No, dai, per favore. adesso, che cos'è? Allora. Prendilo, adesso, allora, prendilo, qua, una foglia sola, va bene così,
lo smaciniamo così, prendiamo questo, lo mettiamo qua, prendiamo il sale e andiamo a salare per bene il carré. Così, vedi? Ah, lo sali molto proprio. No, è molto, ti sembra molto, ma considera che perché deve poi essere che fa? assorbito dalla perché carne. poi si assorbe, certo. A questo punto dammi quella brocca con quel vino Rosso, cos'è rosato, questo? Vino rosato. un rosato, così, e andiamo a coprire così, guarda. Ah, metti tutto. Mettiamo tutto perché abbiamo fatto una marinatura. Ah, lo devi fare marinare. D'accordo. Ecco. Sì, sì, ho capito. Come infatti ora si imbarca. Sai che ora si imbarca perché morirai. Oggi non lo so se la finiamo. Allora, questa facciamo puntata. conto, però chiaramente noi abbiamo dei tempi televisivi. E io gli farei fare una bella notte in frigorifero di marinatura. Bene, quindi una notte in Va bene. frigorifero. Consideriamo che abbiamo fatto la marinatura. Consideriamo che è stato tutta la notte A marinare, a vi facciamo marinare. vedere come lo mettiamo prima di essere in fornetto. Esatto, quindi Ecco qua, Allora. abbiamo tagliato, le patate erano già precedentemente tagliate. stop. Abbiamo messo l'agnello così, però prima di fare vedere, dobbiamo fare vedere cosa abbiamo fatto prima di mettere in forno, che è importante. Che abbiamo fatto? Te lo faccio vedere, prendiamo questa farina. Ok. Me la prendi una padella, me la prendi una Questa padella. che farina è di semola? No, farina bianca di semola. Questa, va bene questa. Sì, va bene. Ecco, io ho fatto questo lavoro e tu ne fai un altro. Ah, lo infarini? Sì, metti un po' di burro, metti un po' di Dove burro. lo vuoi, il burro. qui? No, il burro mettimelo in faccia che mi dà un po' di sostegno. Dai, dove lo vuoi? Dove lo metti il burro? Nella padella! Ma così, Così, senza... così, bella appomata, così. Vai. Basta questo Questo solo? la posiamo qui. O ancora? Sì, va bene così. Questo lo mettiamo qua e lo facciamo partire. Ah, dove va? A Milano. Mi fa le battute, mi fa. Leva qua. No, che no, c'è caduto lo smarino, è fatta apposta? lascio. Sì, è Ok, caduto, va vabbè. bene. Bene, quindi lo infarini, vedi questa cosa? Eh sì, lo infarino, lo burrino. Lo infarini e lo burrini. Dai, comportati bene che c'è già De Patrizia, ti guardano, La poi smetti? dicono scusate, ma quella che persona è, Io ma mi come comporto mai? benissimo, Ma sei quando tu mai? Anzi che non sei- dici le parolacce che sei perché stupido. allora con mia madre litigano sempre perché mia madre è una donna morigerata, va in chiesa, dice il rosario e tutto quanto. Rosario lo dice ogni giorno. Rosario Ma ogni giorno. anche C'è un quando vicino mai di casa di mia Rosario? madre che si chiama Rosario e lo chiama in continuazione. Rosario, Rosario, e lo dice ogni giorno. E lei che non Io? sopporta mia madre. Non la conosco Non tua la madre, te l'ho conosci, detto. tua suocera. Che ma poi ti ha- la gente da ma casa sì, sa che si non la aspetta. conosce. Non la E lo sapete conosco cosa tua mi dice di madre. mia madre? Mia Giuro, madre che le non la vuole conosco. bene, le vuole Giuro, bene. Le ha non la regalato conosco. anche una borsa Luigi Vittone e gliel'ha regalata a lei. E lei se l'è fregata. Però la Non si bottiglia, chiama così. la borsa Luigi Vittone Non se si l'è chiama presa. Luigi Vittone, Ci ho messo comunque. intanto l'agnello qua, avete visto, vero? E sto facendo la reazione di Luigi Vittone. La versione di Luigi Luigi Maiano. La pizza. Ma è seria una trasmissione così? No, sinceramente? non è seria. Ma nelle altre trasmissioni Cioè, di cucina tu fanno ma così, dovresti fanno, spiegare dai. bene le ricette, no che fai Dai. tutto il tempo. Lo scemo. Aspetta. Allora, Ecco qua, allora vedi? io che preparo spesso l'agnello, però tu? questa cosa, io ti giuro, lo faccio, poi lo faccio al forno, lo metto così, schitto e amaro, lì, qualche patata Come metto. fa l'agnello? Come fai l'agnello? Beh! E che c'entra? E hai detto che fai l'agnello. E stiamo? Lo stai mappando. Sì? Mappando. Mappando con Google, così facciamo le Lo strade. stai cosa, come si dice? Mappando. Nappando. Ah, nappando, scusate. Mappando. E poi Nappando. ci uriamo a Google. Ecco qua. Mappando. Te lo giro io, dai. No, guarda. no, deve nappare di sotto, vedi? Aumentiamo un po' il fuoco. Fallo mappare qua. Aspetta. Così, adesso così. Ah, così viene pazzesco l'agnello. Viene Sì o buonello. no? Viene buonello. Perché si fa, questa è una crosta Poi metti che tutta si la fa. marinatura, tutta la setatatura. Che cos'è La la setatatura è... C'è un po' di nebbia, vero? Gaetano, si vede nebbia davanti a me? Fammi sì con la testa.
Sì, e allora aspetta che È partito con Milano, oh ragazzi. mia bella Madonnina, che te prela de lontano. Non ce la faccio più, Tutta basta. d'ora è vicina, ti te domina e Milano. Non c'è serietà in questo programma. Guarda che bello. Guarda che Guarda che bel Magliarde colore, qua, guarda. Ora che abbiamo fatto questo lavoro, ok, questo Allora, l'abbiamo finito. Dammi quello. Questo fatto. Dammi quello, Stemmo dammi un attimo teglia. qua il grembiule, prendo la teglia. Prendiamo questo e E lo lo andiamo mettiamo a qua. capollare così. Questo io lo... Quindi, semplicissimo. Allora, infarinato, farina È di chiaro che semola. però è marinato, è giusto? Marinato, abbiamo Non ci detto dimentichiamo tutta la che abbiamo notte. fatto marinare. Ok, abbiamo messo vino Condiamo rosé, le patate, il cipolla, rosmarino gliel'abbiamo messo. tutta la notte in forno. Un po' di sale, mi dai dell'olio, l'olio, me lo dai l'olio, me lo dai l'olio. E andiamo a mettere l'olio sulle patate. Così e così. Ottimo. Dopodiché una spolverata di pepe, prendi il pepe, prendi il qui, pepe, certo, aspetta. pepe. Dai, sulle patate. Anche così. sull'agnello? Anche sull'anello. Lo vuoi sull'agnello? Sull'anello, sì, pure. E va bene così. E andiamo a mettere in forno. In forno. E Allora, si prende quelle 2 orette ecco, dimmi la cottura, 2 a orette. 200 gradi. 200 gradi. Bello, così tranquillo. Ok. E già il primo piatto l'abbiamo messo in cambusa. Adesso cosa facciamo? Facciamo un casatiello. Un casatiello. Oh, Com'era Pasquale? Pasquale. Oh, casatiello, dillo, oh, casatiello. Un casatiello. Là. Un casatiello. Allora, questo è l'impasto del casatiello, la ricetta del casatiello dell'impasto, poi la troverete su Sicilia Play, che lei non c'è ed è anche Non è meglio, vero. sì è vero, lei non c'è, e andiamo a preparare casatiello. Ma che impasto è? Tipo quello della pizza? Sì, un Allora poco più potete anche morbido. trovarlo al supermercato, ci sono Bravo. i banchi, quelli lì della cos'è? Cosa sono? Niente. Tipo i rotoli, Non voglio- quelli là, non voglio neanche della discutere. pizza già pronta. Guarda, non voglio per neanche esempio, discutere. potrebbe Guarda. essere un'idea. Sì, un'idea. Allora che facciamo a fare questa trasmissione noi? Potrebbe essere Allora che un'idea. facciamo a fare questa trasmissione noi? cerchiamo Allora di che facciamo a agevolare. fare questa trasmissione noi? Allora, va bene, casatiello. Cominciamo con il Quindi. casatiello, guarda. Prendiamo l'impasto del casatiello, pigliamo la farina, la mettiamo a qua e voilà. Mettiamo questo, do una prima apertura al casatiello, Ok. così. Prendiamo il mattarello. Come si che dice in sempre napoletano? Mattarello. O mattarello. O mattarello. Tutto è tutto. Tutto. È tutto. 1, 2 e cominciamo a stendere. Stendiamo il casatiello Oh. in questo modo. Io vi giuro che comunque quando sono solo li stendo con la macchina. Che mesettea. Capito? Vabbè, Lo col stendiamo mattarello, così. dai. Lo stendiamo col mattarello. Ok. Nel frattempo mi trasferisco in quel tagliere. Dai, mi sposto? Mettiti Sì, qua, dai. facciamo un cambio. Facciamo un cambio. Registro, mi vedi se taglio qua? Perfetto, andiamo a preparare il ripieno del casatiello. Così. Allora, salame, cos'è questa? Così. Salame. Salame. Un bello po' che salame. Bella salame. Così, diciamo, a pezzetti, grossolana. Grossolana. Allora, c'è chi lo preferisce a fette, io lo preferisco così. Come si chiama Perché mi quella fa della volume. verdura? Cosa? Come si chiama? Cosa? Una brunoise Ah, la di brunoise. salame. Sì, abbiamo fatto una brunoise. Ormai con questi termini tu non ti trattieni più Mi sento proprio. un livello superiore. Sì, ormai quasi che non mi dai confidenza più, capito? Professoressa. E tagliamo. Ok. Anche questo che Questo cos'è? allora, questo è un caciocavallo semistagionato. Ok. Ci andrebbe la provola, ma in questo casatiello un po' di sicilianità ce la mettiamo. mettiamo, E sì, gli mettiamo sono un po' del d'accordo. nostro buon ragusano, no? Ok. Tu pensi che qualche napoletano che ci guarda si offenderà? Ma Io no. penso di no. Penso proprio di no. Neanche io. Me la prendi una bulla, me la prendi una bulla. Sì. Quella di vetro. Mi prendo questa bella pancetta fresca, Ok. tagliata fresca, e faccio anche questo lavoro. Così.
Pancetta, salame e formaggio. E ci abbiamo messo un po' del nostro semistagionato ragusano. Ecco qua, guarda che abbiamo fatto. Allora, andiamo in Nel pubblicità. frattempo che noi consigli per i consigli. Stiamo dillo. impostando il lavoro. Dile napoletano. Dile napoletano. Voglio, lui mi fa i miei consigli per i consigli, Sì. hai capito o no? Hai capito o no? Guarda, Desi, Allora, guarda che ti faccio vedere. quindi questa forma Questo- così, diciamo, Questo qua noi lo tagliamo allungata. così, e ce l'andiamo a mettere qua che ci serve un po' più di larghezza. un po' più largo di Tanto là. col pane in pasta possiamo fare quello che vogliamo. Sì. Hai visto che ti ho combinato? Cioè, sono un ingegnere del pane in pasta, ti piace questa cosa? Bravo, bravissimo. Ingegnere del pane Ingegnere in del pasta. pane in pasta. Ok, e abbiamo fatto questo lavoro. A questo punto qua, Sì. guarda che cosa facciamo. Un po' d'olio. Un po' d'olio. Così. Dimmi la verità, ma tu avresti mai pensato che uno come me ti dava tutta questa confidenza? Al contrario, forse vuoi dire. Bella mia. Vuoi dire al Bella contrario, mia. forse? Bella mia, tu. Io ho fatto un sacco di film, un sacco di cose. Tu che hai fatto? Scusa. Tu hai visto il film Ragazzi Fuori? Io No, l'ho fatto, però nel film non mi vedo. cioè eri fuori. Sì, perché mi hanno guardato i ragazzi fuori e mi hanno mandato via. Capito? Capito? Andiamo a mettere Cosa il devo dirgli, condimento ragazzi? così, È scemo. Sì. Guarda, Un po' pazzo. guarda che stiamo facendo, guarda. Guardate, pubblico mio, Un casatiello. guardate. Oh, casatiello. Un casatiello. Oh, casatiello napolitano. Ma è così originale il Sì, casatiello? sì, ti giuro di sì. Che tu ci creda o non ci creda, ma è così. No, ci credo. Magari non ci Ci credi, non me credo. lo vuoi Devo dire se sulle non ci cose di credi. cucina Magari mi vuoi dire che sei ci credi. abbastanza preparato. Tieni, te lo regalo questo. Guarda che andiamo a fare ora. Allora, Uno. Chiudiamo le punte. 2. bene, quindi agnutticato. Chiudiamo. Agnutticato. Dai, vieni qua, si dice così. Mi mangio il salame, Non è vedi? trasmissione per me questa. guarda. Vieni qua. Scusate, ma ditemele queste cose, per favore. Allora, Levati. lo arrotoliamo su se stesso. Brava. Ah, quando fu della salsiccia hai trovato privata del suo budello. Che è agnottacata. Agnutticato, perché Cogna. rende l'idea. Ecco qua, guarda. Questo casatiello noi ora lo dobbiamo impostare in una teglia. È tipo un rollè praticamente, no? Te sembra, ma guarda che succede ora, guarda. Mm. Prendiamo questa teglia. Ok. E questo. Mm. Prendiamo l'olio. E che fai con questo? L'olio. Il pennello non lo troviamo più. Lo faccio io, dai. Vai. Fammi spennellare. Bene, bene, anche i bordi. Anche i bordi. Questi sono bordi grandi. Se fossero bordi piccoli, non lo dire. Perché? Bordo grande, bordo piccolo, non lo dire. C'è il bordino. C'ho una ricetta per la prossima settimana che tu morirai. Che mi fai? Non te lo puoi immaginare. Dai, dimmelo. Si chiama... bene. Qua, dammi la penna. dammi Vai. questo. Guarda che facciamo. Questo facciamo pure così. L'abbiamo fatto così, tieni. Lo mettiamo qua e guarda che ti faccio, guarda. Così. È tipo una mezzaluna, quindi, È no? una luna perché lo andiamo a unire. Ah, quindi tipo un cuccidato, Brava. giusto? Si chiama casatiello napolitano. Ha questa forma così, simile al pane, alla forma di, Sì. di pane. Ok. Andiamo a unire. L'abbiamo unito. Ecco. Ottimo. E questo. E lo mettiamo in forno? E lo andiamo, No? prima Che deve lievitare. fare? Ah, deve lievitare. Lo facciamo lievitare. Ma senti, lievita così con le cose dentro? Sì, lo facciamo lievitare e poi lo andiamo a passare in forno. Ok, E abbiamo allora. preparato un altro piatto. Facciamo conto che già il tempo di Lievitato. lievitatura è passato e lo mettiamo E in lo forno. mettiamo in forno. Quant'è il tempo di lievitatura? Qui abbiamo un 18, 180 gradi per una trentina di 30 minuti. E quanto lievita? 30 minuti? No, lievita un'oretta. Va Un'oretta. bene. Ok, allora senti, abbiamo un'altra ricetta? Sono Sì, 3? sì. Cosa abbiamo? Allora, noi abbiamo preparato l'agnello L'agnello o casatiello, pasquale o casatiello. E ora ci prepariamo l'erbazzone.
che è una ricetta emiliana. E quindi l'erbazzone non lo possiamo dire napoletano. No, erbasone. Erbasone. Perché lì parlano così, l'erbasone. Non dimmi mu. Vabbè. Cioè, no, scusa, non prepariamo l'impasto è già pronto. E vedete la ricetta su Sicilia Play, vi ricordo, però che l'impasto dell'erbasone non è lievitato. Ok. Guardate. Ok, allora. Il pasto è già tirato. Prendiamo la teglia, prima un foglio di carta forno che ci serve. Poi prendiamo la teglia, mettiamo la carta forno così, ci andiamo ad adagiare questa parte di impasto così. Ok. Così. Lo cerchiamo di quadrificare. Lo quadrifichiamo in questo come modo, questo guarda. più o meno, Sì, no? più o Devi meno fare una dobbiamo forma, togliere diciamo, questa più forma squadrata. qui, sì. Sì. Questo lo possiamo togliere. Squadriamo anche questo, chiudis là. Ok? E andiamo a mettere il ripieno. Signori, il ripieno non è altro che Cos'è? la bieta Ok? cotta e poi soffritta in un po' di burro e aglio. Ok, va Basta, bene, prendiamo un facile. cucchiaio. A te? Yes. E lo mettiamo così. Così. Senti che profumo che fa. Sì, Senti il profumo. molto. Per questo si chiama erbazzone, perché c'è solo erba. In pratica sì. Capito? Tieni questo, lo tieni un attimo. Prendiamo questo, apri e lo andiamo ad adagiare. Schiacciata praticamente, no? Sì. È quella? E lo andiamo a chiudere in questo modo. Facciamo così. C'ha un po' la forma della schiacciata, un po' con la forma lo cordolone lentinese che il nostro regista è di Lentini. E gli andiamo a dare queste chiusure così, no? Dopo che abbiamo dato tutte le chiusure, così, questa è una pasta senza lievito e lo andiamo a mettere in forno. In forno. Anche lui, di Ok. qua. E ok, alla via così. Perfetto. Allora, quindi Quindi, ricapitoliamo. ci siamo, Facciamo un ricapitoliamo. recapitolo. Puntata? Puntata Pasquale. Pasquale, mi ero Puntata incantato. pasquale, La quindi- puntata pasquale abbiamo preparato l'agnello in the oven. In the oven. È pronto quasi? Sì, quasi pronto. L'agnello in the oven sarebbe agnello al forno, poi abbiamo versato casatiella e poi abbiamo fatto l'erbasone, che è tutto pronto. Ok. Adesso, siccome televisivamente i tempi passano in maniera diversa, andiamo a prendere i prodotti. Dai, prendiamo i prodotti. Da E cosa allora iniziamo? Arrivo subito. Tutto pronto? Usciamo il primo piatto, lo usciamo cantando, va. E costimore Brigida, tazza come parite, un po' di nito, zucchero, cosa usciamo? O casatiello. O casatiello. Dai, vanno a prendere. Ma che cosa fa? E c'è che da batte da. E tante cose zucchero, da quando arriva. E guardo casatiella, ma quanto è bella. Guardo casatiella. Guardate, Basta, dai. Vabbè. Allora, va bene. Dobbiamo togliere dalla teglia il casatiello senza bruciarci. Oh, sei diventato di Milano? Sì, all'improvviso? no, prendi. Che devo fare? Che prendi? Un piatto? Il piatto. Aspetta che non ci bruciamo così. Lo senti che buon profumo che fa? Sì. Lo senti? E chi sto casatiello? Pronto, casatiello. Aspetta. Ora prendiamo. Che prendiamo? Vieni qua. Che devi fare? Romagna mia, Romagna in fiore,
Tu sei la stella. E prendiamo l'erbasone. L'erbasone, dai. Emiliano. Allora, questo è l'erbasone, però devo dire una verità sull'erbasone. Vai, dilla. Per dimostrare che noi non diciamo bugie. Ho dimenticato a bucare l'erbasone. E che si fa? Perché Ed si è buca? gonfiato, per non farlo gonfiare. Ah, si buca con... ok. Io me lo sono dimenticato, è gonfiato, ma consideratelo basso. Lo mangeremo Fregato. lo stesso. Non è un E problema. adesso usciamo L'agnello nostrano. agnello di patate. L'agnello che patate, dai, Agnello di prendilo. patate, cantiamo di molto bello tutti vecchi siamo, terra di fuoco e di candetta muri. Mi fa impazzire pure a me, ragazzi. Mi fa impazzire pure a me ormai. Guarda, c'è un pezzo di salame. Ah, che c'è qua? Mamma mia, E vabbè. che poesia. E abbiamo fatto la Pasqua. Con questa crosticina così. Bellissimo. Che Allora, sei da che andata lì cosa a cominciamo? formare. Guarda, consiglia tu, io accetto consigli. Io Da sarei cosa dire vuoi cominciamo dall'agnello. iniziare? Dai, Dai. osiamo, iniziamo Osiamo. dall'agnello. Scusami, mi presti questa? La mettiamo qua. Prendiamo il coltello da taglio. Eccolo. Mi dai una forca, anzi no, questa. Così. E andiamo a tagliare Dove questo l'assaggiamo? buon Qui? agnello. Sul tagliere direttamente? Così, guarda. Che buono. Senti, ci deve essere una mannaia. Una la prendi? che? La mannaia. Che è la prendi, mannaia? La prendi, la mannaia. Questa. Questa così. Lo voglio fare proprio dal vivo, così. Ti piace? Bello rustico. Eh? Eh? Guarda come si... Io voglio questo pezzo, Guarda guarda. come si apre da solo, guarda. Provvedo io. Prendiamo il piatto o no? Che dici? No, non c'è bisogno, guarda. Va bene, le patate non gliele dobbiamo Questo mettere. pezzo mi chiama, il però. piatto, le patate gliele dobbiamo mettere. Cioè, Guarda. Questo lo mettiamo qua. quella crosticina, capito? Che è una cosa pazzesca. Guarda, ti do questo, guarda. Che è morbido morbido. E 2 patate me le metti? Sì, mi dai un cucchiaio? 2 patate, Mi dai un grazie. cucchiaio, prego. Tieni. Grazie. Vediamo. Prego. Dai, ma che è? Che hai Dai, detto? ma 2 patate Hai per detto dire. 2 patate? È modo di dire 2 8 patate. patate, 9 patate, 10 patate. Va bene, dai, niente. Tranquillo, tanto poi ci torno io. Ecco qua, e stiamo assaggiando. Cioè, capito? Questa è una grossa. Buono, eh? È pazzesco. Pazzesco. Ora dobbiamo cambiare però. No, Dobbiamo cambiare l'assaggio. ho capito, però. Ma non è che poi finirò tutto. Non mi può togliere il piatto mentre sto Sì, ma non lo mangiando, puoi. per esempio, Io te no? lo levo. Sì che te lo levo. Buono, buono, buono. Le patate che dici che le correggiamo con un Complimenti. pochino di sale? Un È vero? pochino ci sta. Ok. Ti piace questo agnello pasquale? Buono, pasquale, Pasquale. domenicale, tutti i giorni. Buono. È la crosta quella che fa. Quello era. Però era un assaggio, non era finire tutto il piatto, lo Ma sai? tu ti stiamo all'altro piatto, che mangiamo perfetto. adesso? Adesso andiamo sul casatiello. Prendiamo questo. Oh casatiello. Un casatiello con quel No, salame. ti voglio fare vedere. Guarda, registro. Guarda, assaggialo. Tieni così a panino, così a panino. Mordi. Che è? Che è sto casatiello? Ma io l'assaggio pure un poco. Tanto non dire niente a nessuno che l'ho assaggiato pure io. Ma ti vedo, l'hai No, registrata la non so puntata. A tuo rischio e pericolo. Mi sembra di stare mangiando un casatiello. Deve essere a Napoli, no? Senti il formaggio che ti si sfila tutto dentro. Ecco qua. L'erbazzone c'ha quell'errore che dovevo bucare e non l'ho bucato. Vi chiedo scusa. Ricordatevi di bucare. Lo tagliamo lo stesso. Come è venuto secondo te? Buono? Magari sarà lo stesso buono. È venuto un po' sfogliato.
non svogliato, sfogliato. Però non la cambio l'immagine, rimane questa, perché una dimenticanza in cucina ti può creare l'errore. Non l'ho bucato e lui ha gonfiato. Venga, Madonna. Com'è? Buono? Dai, mi piace. Casatiello stavo finendo. Casatiello, vi salutiamo. Con questa ricetta pasquale, senti che buono. Sento com'è? Senti. Com'è? Proprio Buono. Buonissimo. Ciao ragazzi, ciao. Buona Pasqua, si può Cioè, dire. buona Pasqua, certo, ce lo possiamo dire. Buona Pasqua, siamo nella settimana di Pasqua, buona Pasqua. Arrivederci. È una Pasqua o casatiello. Per l'impasto del casatiello 500 g di farina zero, 300 g di acqua, 30 g di strutto, 20 g di olio extravergine di oliva, 10 g di sale e 5 g di lievito di birra. Per la farcitura 150 g di salame Napoli a cubetti, 70 g di pecorino a tocchetti e 50 g di pecorino grattugiato. Il carré d'agnello al forno. 2 kg di carré d'agnello, 500 ml di vino rosso, un mazzetto di rosmarino, una cipolla bianca grossa, 1 chilo di patate, sale e pepe quanto basta, olio evo quanto basta. L'erbazzone. Per l'impasto 350 g di farina 00, grammi 50 di strutto, 200 ml d'acqua, 8 g di sale. Per il ripieno 1 chilo di bieta, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, 50 g di parmigiano.